Siamo con Dino Marchi, presidente dell'Associazione dei Sommelier Veneto, in questa bella giornata in cui si parla di spumante italiano. Come sta andando lo spumante italiano oggi come oggi? Che giudizio possiamo dare al mondo della spumantistica? Beh, è vero il fatto che sia aumentata la produzione, a prescindere che sia di un metodo Charmat o un metodo classico, è evidente che il consumatore si sta sempre di più avvicinando anche a tavola, o perlomeno lo sta avvicinando per poter dire che possa essere un ottimo compagno di degustazione. È vero che dobbiamo ancora fare tanta promozione, probabilmente sappiamo che i consumi sono molto concentrati verso le festività o quant'altro, ma è altresì vero, e lo ripeto, che lo stiamo allargando perché sia destagionalizzato. Ecco, a confronto con la concorrenza straniera, soprattutto ovviamente parliamo di quella francese, come ci posizioniamo? Beh, sono numeri che indubbiamente ci mettono un po' in minoranza da questo punto di vista se parliamo di quel metodo a rifermentazione in bottiglia. Però è anche vero che la nostra qualità è a prescindere, quindi noi non dobbiamo essere coloro i quali si mettono a confronto con lo champagne o quant'altro, ma possono mettersi benissimo a confronto da questo punto di vista proprio con altre tipologie di altri spumanti che provengono da altre zone di produzione. Ecco, in Italia sappiamo ci sono tantissime tipologie di spumante, oltre 200 spumanti in Italia. È un numero eccessivo? Andrebbe ridotto? C'è un po' di confusione probabilmente nel consumatore, noi la provochiamo. È anche vero che ancora con una legislazione del genere probabilmente ci dovremo un po' difendere e un po' perlomeno renderla un po' più semplice. Ultima cosa, oggi come Trend Wine presentiamo anche un sondaggio sulle etichette del vino. Quanto conta l'immagine del vino e quanto incide sulla qualità, sul giudizio che dà il consumatore sulla qualità dello stesso? Poiché appunto c'è ancora moltissimo da educare, è evidente che l'etichetta ancora riesce a prendere la nostra fantasia, per cui è evidente che in qualche occasione non riusciamo a trarne quella proporzione o quel livello di equilibrio per poter parlare poi di qualità. Perfetto, grazie.